Passo? Allora, buonasera a tutti. La relatrice di questa sera è Donatella Failla, storica dell'arte dell'Asia orientale, molto nota a Genova e non soltanto a Genova. E il tema, come dice il titolo, è la grande onda di Hokusai. È un tema più volte affrontato in sedi diverse, come ci dirà la relatrice, in termini non sempre elevati, e ci spiegherà anche per quale motivo questo è avvenuto. Donatella Failla è stata a lungo direttrice del Museo d'Arte Orientale Chiossone di Genova, ma è anche oggi, oltre a continuare i suoi studi di storia dell'arte, è anche docente a contratto di storia dell'arte dell'Asia orientale nell'Università di Genova, anche perché nel frattempo ha avuto un'idoneità a professore associato. È autrice di più di 200 pubblicazioni in tante lingue, ma in questo momento non vi vorrei tediare, ma mi piace perché mi pare importante ricordare una onorificenza che ha ricevuto nel 2016, e ha ricevuto una onorificenza dal sovrano giapponese Ordine Imperiale del Sol Levante con raggi d'oro e rosetta. È in realtà molto importante fare questa precisazione, ma ancora più significativo mi pare ricordare la motivazione. Per l'attività di divulgazione dell'arte giapponese in Italia, nonché per il contributo allo sviluppo della ricerca nel settore dell'arte giapponese. Quindi, a maggior ragione, noi siamo onorati di avere Donatella Failla in questa sede. Grazie. Grazie. Allora, buon pomeriggio a tutti, grazie per la vostra presenza, grazie anche alla professoressa Rollandi per avermi invitata a contribuire al programma di conferenze dell'Accademia Ligure di Scienze e Lettere. Sono venuta oggi a parlarvi del grande artista giapponese Katsushika Hokusai e di una sua opera universalmente celebrata, La Grande Onda, stampa appartenente all'iconica serie di paesaggi intitolata 36 vedute del Monte Fuji, pubblicata negli anni 1831-33 su fogli in formato grande orizzontale di circa 27 cm di altezza e 40 di larghezza, quindi non piccole stampe, ma stampe di una certa dimensione. Qui non scorre. Non scorre. Ecco, quindi innanzitutto mi preme darvi qualche ragguaglio sulla biografia di Hokusai, maestro dal talento inverosimile che visse quasi 90 anni, fu attivo per oltre 7 decadi e attese alla formazione di moltissimi discepoli. Questi due autoritratti provano inoltre che Hokusai non nutriva infingimenti riguardo al proprio aspetto senile, anzi egli stesso riferisce nei suoi scritti d'essere felice del proprio carico d'anni e di aspirare alla longevità per accrescere indefinitamente la propria conoscenza ed esperienza delle forme visibili della realtà. La sua opera molteplice e varia, sebbene studiata e interpretata dai migliori specialisti del mondo, continua a suscitare interrogativi in tutti coloro che la guardano. Ogni pochi anni si organizzano mostre dedicate a Hokusai nelle capitali mondiali della cultura e dell'arte, ad esempio Milano nel 1999, Tokyo nel 2005, Parigi nel 2015, Londra nel 2017. Queste grandi rassegne, ad alcune delle quali il Museo Chiossone ha partecipato con prestiti ragguardevoli, hanno avuto non solo il merito di esporre ampie selezioni di capolavori dell'artista,
ma anche di presentarli con ordinamenti e tematiche ogni volta differenti. Eppure l'immensa opera di Hokusai non si presta alla sintesi, giacché ogni nuova indagine apre porte recondite, ogni nuova rassegna rivela ulteriori vie interpretative. La serie capolavoro 36 vedute del Fuji rappresenta un caso altamente innovativo sia nell'opera di Hokusai sia nella storia del vedutismo giapponese della scuola ukiyo-e alla quale Hokusai apparteneva, la corrente artistica popolare attiva dalla metà del secolo XVII fino al tardo XIX. Le 46 stampe che la compongono si distinguono dalle produzioni precedenti per la felice convergenza di elementi compositivi, formali, simbolici, storici e tecnici che oggi esplorerò con speciale riguardo alla Grande Onda, un'opera dalle plurime implicazioni di significato. Occorre considerare fin d'ora che il successo di un'impresa editoriale del livello della 36 vedute dipese da 3 condizioni. Primo, un artista geniale, inventivo e talentuoso. Secondo, un editore e finanziatore esperto e intraprendente. Terzo, un folto bacino d'acquirenti interessati, motivati e soprattutto sensibile alla sacra immagine del Monte Fuji. Vi riferisco concisamente l'antefatto biografico di questa impresa artistica di Hokusai. Negli anni 1828-30 il maestro ormai settantenne subì la perdita della moglie, dovette far fronte a gravissimi guai familiari e cadde nell'indigenza. Disperato e ridotto in miseria, Hokusai si rifugiò nel complesso templare Myoho-in ad Asakusa, nella capitale Edo, oggi Tokyo. Ma ecco che all'inizio del 1831 si palesò il deus ex machina, cioè Nishimuraya Yohachi II, proprietario della gloriosa casa editrice Eijudō, che propose a Hokusai di realizzare le 36 vedute e lo salvò dalla reiezione definitiva. Importa sapere che negli oltre 260 anni del periodo Edo, dal 1600 al 1868, la casa editrice Eijudō, attiva dal 1751 al 1869, fu la più importante nel settore della cultura figurativa e letteraria della scuola borghese e popolare ukiyo-e. Questo è il ritratto commemorativo di Yohachi I, l'editore Eijudō di prima generazione. Seduto davanti a un leggio in lacca nera, decorato con gli emblemi della casa editrice, Yohachi I si staglia sullo sfondo di un paravento nel quale campeggia il Monte Fuji con un falco in volo e una pianta di melanzana carica di frutti. 3 simboli di fortuna, prosperità e successo formanti la ben nota terna augurale Ichifuji Nitaka Sannasbi, 1 il Fuji, 2 il falco, 3 la melanzana. Ora non sto a spiegarvi, ma insomma ciascuna di queste parole ha degli omofoni nella lingua giapponese che stanno a indicare queste circostanze di fortuna, prosperità e successo. Importa ricordare che Yohachi II, discendente di Yohachi I e editore delle 36 vedute, aveva idee precise circa la riuscita dell'impresa perché era membro attivo di una confraternita dedita al culto e ai pellegrinaggi al Monte Fuji. Ve ne parlerò più estesamente fra poco. Poco prima dell'uscita della serie, Yohachi II fece un annuncio pubblicitario nel quale dichiarò il proprio forte convincimento a finanziare e sostenere l'edizione. Ve ne leggo un brano. Queste vedute mostrano il Monte Fuji proprio come appare da luoghi diversi, ad esempio da Shichirigahama o da Tsukudajima. Hokusai ha disegnato ogni veduta in modo
che non somiglia alle altre, cosa certamente utile agli studiosi del paesaggio. Se le matrici continueranno a essere intagliate l'una dopo l'altra, le 36 vedute previste potrebbero arrivare a oltre 100. A conferma di queste parole di Eijudò, vi mostrerò due magnifici paesaggi tra loro differenti nella forma compositiva e negli assortimenti cromatici, che palesano le singolarità panoramiche del Fuji nella luce di diverse ore del giorno. Tutti i fogli della serie, eccettuate le celebri icone del vulcano, illustrano le attività umane tipiche di ogni luogo e documentano il legame tra siti e risorse, uomini e lavoro. La prima veduta, alba sul villaggio di Isawa nella provincia di Kai, è disegnata dall'alto in un suggestivo scorcio sbieco. Dietro al piccolo abitato montano, ancora avvolto nell'ombrosa quiete notturna, scorre un fiume gonfio d'acqua, color blu profondo, al di là del quale una candida falda di bruma mattutina si estende fino alle pendici del Fuji, stagliato nel cielo e svettante sopra le strie rossastre dell'alba. Intanto, nell'unica via del minuscolo borgo, l'andirivieni di operai, li riconoscete dai cappelli a cono. Ecco, l'andirivieni di operai indica il progredire del mattino. La seconda stampa raffigura la baia di Tago presso Egiri sulla via del mare orientale, area ben nota per la sua pescosità. In questa veduta prevale il giallo dorato, colore dell'ora post-crepuscolare. Sulle acque della baia, in primo piano, galleggiano due natanti che i barcaioli stanno allestendo per il giorno successivo. Sono le Oshiuku Ribune, imbarcazioni leggere e veloci, dalle chiglie lunghe e snelle e dalle prue inarcate e appuntite, specializzate nel trasporto del prodotto ittico dai pescherecci ai mercati delle città. Troveremo queste barche anche nella grande onda che sto per mostrarvi. Nella distesa del mare agitato, un'onda gigantesca si impenna in primo piano. La sua cresta, guarnita di innumerevoli propaggini di candida spuma dall'aspetto artigliato, si incurva minacciosamente sul proprio cavo, in fondo al quale beccheggia una Oshiuku Ribune, tenacemente governata dai rematori, chini sui legni. Lì vicino altre due imbarcazioni sono in balia della selvaggia forza del mare. È un momento cruciale per i barcaioli, che sul far del giorno si stanno muovendo verso le zone costiere e peninsulari del Giappone centrale, dove i pescherecci carichi di pescato, dopo la notte di lavoro, li attendono per consegnare il pesce da portare in città. Ed ecco che proprio quando inizia l'attività quotidiana, le barche incappano, ahimè, in onde altissime e minacciose. Intanto il riverbero dell'alba si sta diffondendo in cielo. È un roseo alone di forma polilobata, il cui profilo riecheggia vagamente la paurosa sagoma rampante dell'onda e al contempo prefigura la speranza di salvezza dei rematori. Sull'orizzonte cupo, al centro del cavo d'onda, si staglia l'immota, lontana forma conica e innevata del Fuji, simile anch'essa alla cuspide di un'onda. Oltre alla fedele, realistica rappresentazione delle barche, occorre notare un altro elemento di realtà. Il titolo del foglio, nel cavo d'onda presso la costa di Kanagawa, menziona il toponimo della zona costiera oggi occupata dalla città di Yokohama. Il cartiglio contenente il titolo è delimitato da una doppia linea di contorno interrotta a sinistra sul lato e sulla base, un difetto di stampa dovuto al logoramento della matrice stilografica che prova l'appartenenza di questa impressione alla seconda o alla terza tiratura.
A giudicare dall'angolo visuale e dal costrutto prospettico, il sito dal quale l'artista disegnò la veduta è la baia di Negishi, oggi parte della città di Yokohama. Ragioniamo ora sulla grande onda in quanto opera d'arte. L'icastica efficacia della veduta dipende sia dalla potenza del disegno e del costrutto cromatico, sia dal loro raffinato rendimento nella tecnica stilografica. Le stampe policrome giapponesi richiedono l'intaglio di una matrice di base contenente il disegno più un certo numero di matrici mobili per imprimere sulla carta le singole campiture di colore. La grande onda fu stampata con 8 matrici, corrispondenti ad altrettanti colori, cioè con la matrice di base furono impressi in blu di indaco i contorni del disegno, il cartiglio col titolo e la firma. Con la seconda, terza e quarta matrice furono colorati il mare e le onde con 3 diversi toni di blu di Prussia. Con la quinta si colorarono in grigio chiaro il cielo e le parti del fasciame dei natanti in primo piano. Con la sesta fu reso l'orizzonte grigio scuro, sfumato, sul quale si staglia il Fuji. Con la settima furono accentate in giallo paglierino le chiglie delle barche. Con l'ottava fu impressa nel cielo la campitura in rosa di cartamo. Apro una parentesi sul blu di Prussia, pigmento sintetico prodotto in Europa dai primi del Settecento, usato in origine per tingere i panni e le stoffe delle divise militari prussiane. Nell'ultimo ventennio del secolo XVIII il blu di Prussia giunse sporadicamente in Giappone in piccole quantità, portato dagli olandesi naturalmente, ma negli anni 20 dell'Ottocento fu importato massicciamente e venduto a prezzi moderati, cosicché gli artisti furono incentivati a impiegarlo nelle stampe sia monocrome sia policrome dedicate al paesaggio e ai soggetti naturali, cosa che apportò notevoli vantaggi espressivi ai cromatismi delle acque, dei fiori, degli insetti e dei piumaggi dei volatili. Fino ad allora nelle stampe giapponesi erano stati usati 2 coloranti vegetali, il blu d'indaco e il blu di commelina, belli ma fugaci, cioè sensibili alla luce e facili a stingere. E poiché Hokusai intendeva potenziare ed estendere nel tempo l'intrinseca forza figurativa e simbolica della grande onda, fu con cognizione di causa che utilizzò il persistente, solido pigmento sintetico d'origine europea. Ma che cos'è? Che cosa rappresenta quest'onda gigantesca? È forse uno tsunami? Cioè un'onda anomala? Ebbene no, si tratta di un frangente a tuffo, del quale vi leggo la descrizione tecnica. In prossimità della costa, le onde vengono frenate dal fondale marino fino a crollare e a trasformarsi in grandi masse d'acqua in movimento verso la battigia, chiamate frangenti. Questo fenomeno è causato dalla pendenza del fondale, cioè dal suo approfondarsi repentino. Se il fondale presenta un brusco cambio di profondità, un banco di sabbia o una scogliera sommersa, la parte inferiore dell'onda viene subitaneamente rallentata, mentre la sua parte superiore intrappola e comprime l'area sottostante. Se il fronte dell'onda non è parallelo alla battigia, si formano frangenti che si rompono alla base, i cosiddetti cavalloni. Trovarsi in mezzo a questi flutti impetuosi, prossimi a una costa con secche o scogliere semisommerse, è estremamente pericoloso. Tuttavia, basterebbe spostarsi un poco al largo per ritrovare il quieto moto ondulatorio tipico del mare aperto. Dunque, diversamente da quanto si sarebbe inclini a immaginare, la grande onda effigia un fenomeno idrodinamico che si verifica vicino alla costa, non già in alto mare. Mi accingo ora a parlarvi del significato essenziale della grande onda, un paesaggio metaforico
effigiante cielo, uomo e terra, vale a dire il contesto nel quale la vita umana si sviluppa, si dibatte e si dipana, laboriosa, precaria e transeunte, tra terra e cielo. Secondo la studiosa Christine Gaff, Hokusai impartì, al punto di vista collocato in basso in primo piano, la specifica capacità di attrarre emotivamente l'osservatore nell'immediata orbita d'esperienza della vicenda umana, coinvolgendolo nel fatto incerto degli uomini, delle loro fragili barche, che in costante pericolo di essere inghiottite dalle acque appaiono e scompaiono tra i flutti. Passo ora a parlarvi delle principali componenti iconografiche e paesaggistiche della grande onda, cioè il monte Fuji e l'oceano. Per cominciare, dobbiamo considerare che il Fuji, entità eponima delle 36 vedute, è il quintessenziale simbolo geografico e identitario del Giappone. Il suo nome significa terra della fortuna o terra della ricchezza. Sebbene dormiente da oltre 3 secoli, sotto l'aspetto geofisico il Fuji è un vulcano attivo. L'ultima eruzione, verificatasi da metà dicembre 1707 al gennaio-febbraio 1708, non produsse lava, bensì un'imponente espulsione di cenere che raggiunse la capitale shogunate Edo, l'attuale Tokyo, a oltre 100 km di distanza e vi depositò 800 milioni di metri cubi di polvere nerastra. In questa fotografia ho evidenziato con un cerchio rosso la bocca vulcanica secondaria che si aprì sul versante sudorientale durante questa eruzione. Passo ora alla storia del Fuji nella storia della cultura. Prima del Medioevo, il magnifico cono vulcanico fu cantato dai poeti classici che lo definirono una montagna sublime, la più sacra dell'arcipelago, e ne sancirono la trasformazione in un'entità divina, letteraria e poetica. Attorno alla metà del secolo VIII, il Manyō Shū, la più antica antologia di poesia classica, menzionò per prima il Fuji, dicendolo alto, maestoso e perfetto, divino pilastro tra cielo e terra e incarnazione di Asama no Kami, somma divinità tutelare del Giappone. Poco dopo, nel secolo IX, una famosa poesia dei racconti di Ise coniò l'epiteto Toki Shirano Fuji, il Fuji che non conosce stagioni, un topos poetico usato ancora oggi. Ecco i versi. Il Fuji è una montagna che non conosce stagioni. Che mese sarà mai questo, se sul monte chiazzato cade la neve? La poesia significa che il sacro vulcano è un'entità atemporale, immutabile, intrinsecamente divina, poiché la sua vetta è coperta di nevi perenni anche in estate. Il Fuji iniziò a comparire in pittura in epoca medievale, ma il compimento dei suoi significati religiosi e il pieno sviluppo del suo culto si palesarono nel periodo protomoderno con l'attività delle Fuji-Kou, confraternite dedite ai pellegrinaggi e alla venerazione del vulcano, che pregavano fervidamente per ottenere pace e benessere per il Giappone e sconfiggere le malattie. Tra il tardo secolo XVI e la quarta decade del XVIII emersero 2 importanti fondatori di confraternite. Il primo concepì l'identificazione del vulcano con la figura divina di Sengen Dai Bosatsu, emanazione di Dainichi Nyorai, il Buddha trascendente identico al Sole. Il secondo incorporò nel culto del Fuji l'adorazione del Buddha del futuro Maitreya, sviluppando il credo che il vulcano fosse la porta d'accesso al paradiso Tushita, residenza appunto del Buddha Maitreya. Nella prima metà del secolo XIX, svariate decine di migliaia di abitanti della popolosa città di Edo
e della regione centrale del Kanto aderirono alle confraternite Fujiko, alimentando un cospicuo fenomeno di massa che aprì alle 36 vedute un ampio mercato e determinò il vasto successo popolare di Hokusai. Importa ricordare che l'editore Eijudo, finanziatore e promotore della serie, era membro attivo di una confraternita. Quanto a Hokusai, egli stesso fervente buddista, nutriva rispetto profondissimo per il Monte Fuji. Questo è l'unico foglio delle 36 vedute nel quale il maestro non effigiò il cono vulcanico, bensì ne raffigurò uno scorcio in pendenza sul quale gruppi di pellegrini biancovestiti, muniti di conici cappelli parasole e bastoni, si inerpicano o discendono lungo un impervio, ripido sentiero, indubbiamente tutti membri delle confraternite Fujiko. Per favorire e sostenere localmente il culto e la venerazione popolare per il vulcano, le confraternite costruirono nelle città i Fujizuka, cioè dei monti Fuji in miniatura. In questo modo offrirono un'agevole alternativa ai fedeli impossibilitati ad affrontare l'ostica arrampicata fino alla bocca del cratere. Oggi a Tokyo sopravvivono più di 20 Fujizuka, uno dei quali fu effigiato, lo vedete in questa diapositiva, da Utagawa Hiroshige nel 1856-58. A destra in primo piano vedete il Fujizuka, vedete la sagoma verde a destra nella stampa, il Fujizuka di Meguro, ancora esistente, è stato inglobato nel giardino di un grandissimo hotel, questo, e quindi funge anche da attrazione per i clienti. Ecco. Proprio di rimpetto vedete al di là del mare il cono vulcanico che svetta nella sua imperturbabile bellezza. Alti circa 12 metri, i Fujizuka erano fatti di terriccio compatto e rivestiti di materiali lavici, litici e rocciosi prelevati dal Monte Fuji. Ora non si può più fare però, perché tutti vanno al Fuji, portano via un pezzo di pietra, quindi le autorità hanno negato qualunque permesso al riguardo, ormai da anni. In queste fotografie vedete due dettagli del Fujizuka di Setagaya a Tokyo. A destra la statua di Jikigyo Miroku, fondatore di una confraternita, a sinistra una copia in miniatura del più importante dei 6 santuari presenti sul vulcano. A titolo di comparazione occorre notare che anche in Europa è consuetudine erigere simulacri e ricostruzioni artificiali in piccolo formato di luoghi miracolosi e santi. Si pensi alle riproduzioni della grotta di Massabielle, meglio nota come grotta di Lourdes, oppure qui in Liguria alle statue, anche in piccolo formato, effigianti l'apparizione della Vergine al Beato Botta. Quindi passo ora a parlarvi dei significati dell'oceano, dei frangenti e delle onde montanti in Giappone. Nella storia generale delle civiltà l'oceano è un simbolo archetipico di nascita e morte, trasformazione e rinascita. Rappresenta l'immenso serbatoio di potenzialità, pericoli latenti e ricchezze, dal quale tutto trae origine e nel quale tutto ritorna. In quanto acqua in movimento, i frangenti e le onde simboleggiano la dinamica esistenziale, precisamente la sua fluidità incontrollabile, le sue ambivalenze, incertezze e possibilità, oltre che il disordine, la distruzione e le grandi minacce in esse connaturate. Non di meno, i giapponesi erano consapevoli che attraverso l'oceano ondoso e periglioso altre civiltà avevano trasmesso al Giappone innumerevoli beni materiali e spirituali, preziosi tributi culturali che nel corso dei millenni furono integrati nelle tradizioni dell'arcipelago.
queste circostanze furono rappresentate in seno alla religione popolare del Medioevo con un mito forgiato in forma allegorica. Mi riferisco ai Shifukujin, le 7 divinità della fortuna, un gruppo di deità originarie della Cina e dell'India che secondo il racconto raggiungono il Giappone il giorno di Capodanno, di ogni Capodanno naturalmente, da una remota lontananza oltreoceanica, navigando a bordo della Takarabune, la nave dei tesori, e recando all'arcipelago abbondanza e ricchezza, nutrimento quotidiano, longevità, felicità e fortuna, saggezza, coraggio, amore, bellezza, talento canoro e musicale, e basta. Mi pare che la lista sia completa. Tuttavia, l'oceano in tempesta è un'immagine efficace e potentissima del caos primordiale. A questo riguardo importa tenere a mente che il popolo giapponese conobbe fin dall'antichità la formidabile forza distruttiva e le apocalittiche conseguenze degli tsunami, le onde anomale. In questa diapositiva ho riunito 3 foto che documentano l'immane catastrofe provocata l'11 marzo 2011 dallo tsunami di Fukushima. Tutti ce lo ricordiamo, credo. Oltre a ciò, dobbiamo considerare che in Giappone, tipica civiltà insulare, isolana e talora isolazionista, era radicata la credenza che l'oceano che attorna all'arcipelago e i venti che lo spazzano formassero una sacra barriera, una cintura di protezione abitata dai kami, pugnaci, divinità autoctone, impegnate a difendere il paese da infiltrazioni esterne e invasioni nemiche. Questa fede fu confermata dalle formidabili tempeste marine che nel 1275 e nel 1281 distrussero per ben 2 volte la flotta degli invasori mongoli. Fu in quelle circostanze che si coniò il termine kamikaze, vento degli dei, poi divenuto l'epiteto dei piloti giapponesi suicidi della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1998 Matti Forer, già curatore d'arte giapponese presso il Rijksmuseum di Leiden, si pose a ragionare sul punto d'osservazione e sulla costruzione prospettica dello spazio nella grande onda. E in breve fu il primo studioso a considerare che questa stampa ci induce a pensare di trovarci noi stessi lì vicini, a bordo di una nave sul mare selvaggio, e di rimirare la veduta attraverso un telescopio. A questo riguardo importa notare con quale fine abilità Hokusai seppe crittografare nella veduta la presenza scrutatrice, eppure incospicua e subdola, di una nave straniera, una delle tante che in quegli anni incutevano nei giapponesi il timore di un'invasione imminente. L'osservazione del dottor Forer si basa su circostanze storiche documentate e precise. Negli anni 20 e 30 dell'Ottocento, infatti, le coste giapponesi erano incessantemente scrutate e pattugliate da numerose baleniere e navi mercantili americane e britanniche che tentavano di forzare il sakoku, cioè l'isolamento, la politica isolazionista del Giappone decretata nel 1641. Per arginare il fenomeno, nel 1825 lo shogunato emise l'editto di respingimento dei vascelli stranieri, ma questi ultimi continuarono a infrangere il divieto di sbarco. Ci sono dei popoli che sono sempre uguali a se stessi dopo secoli. Nel 2011 e nel 2015 la studiosa Christine Rath ha analizzato svariate opere di Hokusai databili dalla prima decade dell'Ottocento al 1835 e ha osservato che la ricorrenza dei frangenti nell'opera del maestro non trova paragone nei lavori degli artisti precedenti e contemporanei,
circostanza che suggerisce una preoccupazione persistente e pressoché ossessiva al riguardo. Eccovi adesso una selezione significativa dei frangenti nell'opera di Hokusai. In due stampe, scusate, ho saltato questa, ma non importa. In due stampe del 1804-1807 il maestro osservò e disegnò i frangenti a tuffo, avendo cura di mostrare sia la loro vicinanza alla costa, sia il mare quieto poco più a largo. Questa prima stampa, sia pure in forme alquanto rigide, anticipa la grande onda di oltre 20 anni. Nella seconda stampa, Hokusai effigiò un piccolo vascello da carico sballottato nel cavo d'un frangente a tuffo. La scena si svolge in prossimità di una costa gremita di scogli, il che mi fa ipotizzare che questo foglio e il precedente siano stati disegnati da Hokusai come studi idrodinamici dei frangenti a tuffo per mostrarne le insidie e le minacce. Come ora vi mostrerò, il maestro continuò anche negli anni successivi a esplorare il filone di indagine sull'energia idrodinamica dei grandi frangenti, sia a fini metaforici e simbolici, sia in riferimento a catastrofi e naufragi. In un libro illustrato del 1813, questa doppia pagina intitolata Barche tra i frangenti anticipa la grande onda in chiave distruttiva ed esasperata. A destra in primo piano un massiccio scoglio violentemente spazzato dalle acque, scabro e scivoloso, rappresenta non già un possibile appiglio per i naufraghi, bensì un pericolo mortale. E mentre al centro si intravede un naufrago aggrappato a un relitto, in alto si nota un naviglio straniero semisommerso dalle acque, con l'albero maestro malamente spezzato. Questa immagine in controparte della grande onda, stampata in nero su un foglio di grande formato, risale al 1834, quindi a qualche anno dopo la stampa dell'onda, ed è dovuta a un autore anonimo. Illustra il filone catastrofista, è ambientata in montagna e intitolata Acque alluvionali dal Monte Fuji. Anche qui si vedono naufraghi e vittime nel cavo dell'onda. Nel 1835, sempre per l'editore Eijudo, Hokusai pubblicò il libro in 3 volumi, 100 vedute del Fuji, a inchiostro nero però, anch'esso destinato alle confraternite Fuji-ko. Nella veduta a doppia pagina intitolata Il Fuji visto dal mare, il sacro vulcano appare al di là d'un frangente rotto in più punti, la cui cresta spumeggiante si prolunga mimeticamente in uno stormo di pivieri. Si tratta del motivo Namino Chidori, pivieri e onde, un tema amato nella poesia classica e ampiamente diffuso nelle arti figurative e decorative, che simboleggia forza d'animo, coraggio, perseveranza, resilienza, capacità di superare le preoccupazioni e le turbolenze esistenziali, qualità morali che mi inducono a pensare che questa rappresentazione alluda ai membri delle confraternite del Fuji, gente temprata, dai pellegrinaggi fino al cratere. Vi parlerò adesso della fortuna e delle ristampe delle 36 vedute prima e dopo Hokusai. La generalità delle produzioni figurative e letterarie della scuola ukiyo-e, e dunque anche le 36 vedute, non erano destinate alla casta militare dominante, bensì al ceto degli artigiani, commercianti e mercanti delle grandi città, che ne erano i committenti e acquirenti abituali. Dalla quarta decade dell'Ottocento fino al 1880,
Le 36 vedute furono ristampate più volte dalle matrici originarie per soddisfare la domanda della grande città di Edo, che aveva 1,5 milioni di abitanti, e della regione del Kantō, il Giappone centrale. Si stima che le ristampe della Grande Onda ammontassero nell'insieme a un numero compreso tra le 5.000 e le 8.000 impressioni, cosa che ne prova la diffusione e la popolarità, non certo la rarità. Oggi noi pensiamo che la Grande Onda sia rara perché ne sopravvivono in tutto il mondo 111 impressioni. Ma comunque, riguardo al prezzo di vendita dei fogli delle 36 vedute, perché il prezzo dell'arte è sempre una cosa importante. Ecco, Timothy Clark, già curatore delle collezioni giapponesi nel British Museum, ha tratto da fonti scritte il dato che all'inizio dell'Ottocento le stampe in formato grande, lo stesso delle 36 vedute, costavano quanto una doppia porzione di tagliatelle soba, cioè circa 20 mon, prezzo che ascese a 32-48 mon verso la fine degli anni 30 dell'Ottocento. Scusate, devo bere un sorso d'acqua perché mi si... raucizza la voce. Il foglio più popolare e più venduto della serie era questa icastica, vigorosa immagine del vulcano, comunemente nota come Fujirosso. Ma anche la Grande Onda fu molto ricercata e ristampata fino al 1880, fino a esaurire le matrici silografiche praticamente. Tuttavia, dal 1880 a oggi sono state intagliate nuove matrici silografiche per imprimere parecchie altre migliaia di riproduzioni in facsimile, e dal momento che la fama planetaria della Grande Onda è ancora in crescita, alcuni anni fa la Dachi Institute for Woodblock Prints di Tokyo ha intagliato nuove matrici e ne ha tratto impressioni di grande perfezione, come quella qui riprodotta. Vediamo ora qual è stato il destino della Grande Onda in Europa e nel mondo poi sostanzialmente, perché senza i contatti con l'Occidente nel tardo Ottocento la Grande Onda non sarebbe stata resa così grandemente, enormemente nota. Quindi tra 8 e 900 la Grande Onda oltrepassò i confini del Giappone e imboccò una via ampia, pervasiva e ramificata, che la portò a esercitare rilevanti influssi artistici e figurativi sull'Occidente. Nel mondo occidentale questa stampa è ormai considerata l'icona per antonomasia della cultura d'immagine giapponese ed è diventata parte integrante della sfera iconografica, simbolica e visiva globale del mondo contemporaneo. A chi spetta il primato di questa scoperta? Spetta all'Europa e precisamente ai critici e storici dell'arte francesi del secondo Ottocento, che tributarono al maestro un apprezzamento appassionato e profondo, assicurandogli in meno di mezzo secolo un posto eminente nella storia dell'arte mondiale. Nella celebre monografia sull'artista, pubblicata nel 1896, Edmond de Goncourt lo giudicò impareggiabile e riconobbe nella Grande Onda un capolavoro atemporale, generato da pensamenti profondissimi sul mondo, sulla natura e sull'uomo. Per parte mia, sento di dover aggiungere che questa allegoria dell'esistere umano nel mondo rappresenta non solo un iconico paesaggio, bensì una visione vera e propria. Dunque, i critici d'arte francesi afferrarono la potenza figurativa e simbolica della Grande Onda e le aprirono quel duraturo percorso di fama e successo che oggi coincide con una identificazione collettiva vastissima. Parliamo ora di Henri-Joseph Faucillon, grande scrittore,
era un critico d'arte, incisore, poeta e scrittore, che celebrò con una monografia eponima nel 1914 i primi 50 anni di collezionismo, giapponismo e studi francesi su Hokusai. Col suo stile appassionato e limpido, ricco d'acume critico e argomentazioni letterarie, Faucillon tratteggiò la personalità, il modus operandi e i moventi profondi di Hokusai, a suo dire un artista capace di riconoscere nella natura uno splendido scenario ricco di apparenze. Eccovi un passo tratto dal libro di Faucillon. Alcuni artisti vedono nella natura non già i trasalimenti di una potenza segreta, è una traduzione mia questa, non i grovigli di una fantasticheria oscura e superiore, bensì uno splendido scenario ricco di apparenze. Costoro sono attenti ai diversi giochi delle forme e della luce, ai soffi erranti che sfiorano la versicolore superficie del mondo. Non è il senso della vita a incalzarli, bensì è la vita stessa che essi captano mentre scorre, senza pietrificarla e senza affaticarsi a sovraccaricarla di pensieri e di simboli. La vita ispira e inebria questi pittori senza ottundere la loro capacità d'osservazione, perché ciò che li attrae non è il suo profondo mistero, bensì la sua diversificata istantaneità. Come la vita che prendono a modello, questi artisti esplicano un'attività instancabile, duttile e rapida, e poiché il realismo, materia greve e ordinaria, peserebbe irrimediabilmente su di loro, è più giusto definirli pittori dei fenomeni terrestri, giacché alla varietà dei fenomeni essi applicano tutte le risorse di un'arte che ha come principio la curiosità e come scopo la sintesi espressiva. Ebbene, Hokusai è uno di questi artisti. È bello questo brano, veramente Faucillon. La grande onda influì sui movimenti francesi votati al rinnovamento delle arti, in particolare sulla grafica decorativa impressionista, come dimostra questo pannello databile al 1900, decorato a colori, lacca e oro su legno. Ma la grande onda ebbe effetti anche sull'impressionismo musicale. Infatti Claude Debussy dichiarò che proprio questa stampa gli aveva ispirato il trittico di schizzi sinfonici La Mer. Tanto è vero che il musicista ne scelse personalmente un excerptum per illustrare la sopracopertina della partitura, pubblicata a Parigi nel 1905 da Durand et Fils. Questa foto è importante perché è stata scattata nel 1911 da Éric Satie e vediamo Claude Debussy in piedi nel proprio studio con un ospite seduto in poltrona che è niente meno che Igor Stravinsky. Importa notare che alla parete di fondo, accanto alla libreria, sono appese 2 stampe giapponesi incorniciate, una delle quali, la soprastante, è un'impressione della grande onda. Ben lungi dall'essersi esaurita, la potente gittata figurativa e simbolica della grande onda prosegue fino ai nostri giorni. Ragionando sommariamente, comprendiamo che la sua globalizzazione e popolarizzazione è un fenomeno postmoderno, compiutosi tra gli anni 60 e gli anni 80 del Novecento, quando il Giappone, divenuta una grande potenza economico-industriale, organizzò importanti rassegne itineranti nei circuiti musicali internazionali. Con questa vignetta umoristica pubblicata dal Punch il 1 gennaio 1981, Edward McLachlan
segnalò con blando sarcasmo la galoppante banalizzazione della grande onda, mettendola in padella e facendone l'oggetto di uno scambio di informazioni culinarie tra due massaie inglesi decisamente commoner. Qui passiamo invece a un'altra forma di pubblicità, una intelligente pubblicità educativa del 1996, che rappresenta la grave offesa arrecata all'ambiente, alla natura, alla vita del pianeta e alla cultura dalla scellerata abitudine di abbandonare ovunque plastiche e rifiuti, destinati purtroppo a finire comunque in mare. Il testo dice: man mano le nostre acque somigliano sempre meno all'arte e sempre più alla spazzatura. Ripulite l'acqua, è un'esortazione, perché anche se tutti faremo poco, insieme faremo moltissimo. Ma ahimè, negli anni 2000 troviamo modalità di utilizzo della grande onda ben diverse, decise a cavalcare l'onda globale del marketing e della pubblicità per mostrarci un'immagine del tutto svincolata dalla cultura d'origine. A questo riguardo vi leggo un brano di Kristin Gath, grande studiosa. La grande onda, il primo marchio globale del Giappone, è stata adattata per conferire stile e forza pubblicitaria a beni commerciali, tra cui accessori d'abbigliamento e vestiari, arredamenti per la casa, cibi e vini, cancelleria, libri e prodotti di bellezza. Eppure, i beni vantaggiosamente commerciati grazie alla sua celebrità per lo più non sono giapponesi né dipendono dalla mercificazione dell'estetica nipponica. I giapponesi custodiscono le loro opere d'arte come veramente delle grandi importanti icone. Concludendo, l'immensa fortuna e popolarità della grande onda si fonda su un costrutto compositivo e spaziale, cromatico e simbolico, che contempera e sintetizza antichi significati della cultura giapponese, riferimenti impliciti alla realtà storica e concetti universali, configurati in un'icona incomparabile, tale da indurre il profondo coinvolgimento emotivo dell'osservatore e suscitare in lui adesione e gradimento talmente intimi e tuttavia così universali da trascendere le circostanze, il luogo e il tempo. Mi congedo da voi affidandovi un mio pensiero, un capolavoro resta tale a dispetto di qualunque manipolazione. Grazie per l'attenzione. Come non ringraziare infinitamente Donatella Failla per essere, come sempre le succede, essere capace di, attraverso una raffinata analisi, una colta analisi di un dipinto e dell'arte giapponese, in questo caso di Hokusai, e nello stesso tempo fornirci degli strumenti per poter anche autonomamente leggere un'opera di questo genere e ispirarci anche un comportamento di rispetto e di desiderio di analisi ogni volta che ci troviamo di fronte o a un dipinto di Hokusai o di Roshi, chiedo scusa per la mia pronuncia, o di autori di alto livello come questi. Ci sono delle domande, ci sono delle curiosità? Sì, grazie. Aspetta, Grazie. Grazie. Una curiosità minima, volevo sapere, si conserva qualche matrice originale? Sono scomparse perché, come ho citato, le hanno usate dal 1831 fino al 1880. Infatti non vi ho molestato parlandovi
delle ricerche di Roger Keyes, che è stato un grandissimo studioso di arte giapponese e che ha tracciato proprio tutto il percorso delle matrici originarie così come rimaneva impresso sui fogli. E lui ha individuato almeno 20 diverse edizioni, il che significa che dal 1831 al 1880, quindi 50 anni, 20 volte è stata ristampata, forse anche di più. Ma comunque non vi ho molestati con questo, ma alla fine le matrici silografiche erano stanche e spianate dall'uso, non si potevano più usare, e infatti per questo furono incise altre matrici per ristampare in facsimile il foglio di Hokusai. Anche perché in quei momenti, cioè verso fine Ottocento, era insorto l'interesse occidentale verso l'arte giapponese e le stampe in particolare. Volevo chiedere se ne conserva una copia qui a Genova al Museo Chiossone. Due. Due. Quella che ho fatto vedere è la migliore e appartiene probabilmente alla seconda o terza tiratura, mentre la seconda è molto più tarda, è molto più fanè, è sempre una bella stampa naturalmente, però non c'è il paragone con questa. Questa è molto prossima alle edizioni che si trovano nel British Museum, per esempio. Ho lavorato con una scienziata del British Museum, Capucine Korenberg, dal 2016 al 2021, proprio per vedere, per renderci conto, veramente la scienziata era lei, quindi io mi sono limitata a godere dei risultati, ecco, delle sue analisi scientifiche, però è stata un'esperienza interessante. Quindi ancora oggi si studiano i fenomeni di esaurimento delle matrici silografiche. Scusa, non ricordo, ti ho risposto? Sì, hai risposto. Ti ho risposto? Sì, hai risposto. Certo. Chiossone. È stato Chiossone. Chiossone, Cioè sì, sono sì. arrivate proprio con Sì, assolutamente. l'affitto a Chiossone. Assolutamente, sì, sì. Veramente, ora mi metto il blasone. L'ho scoperte io, perché nessuno le aveva mai considerate e per la prima volta è stata invece proprio questa impressione esposta al Museo d'Arte Orientali Venezia e restaurata a cura e spese dello Stato. Io ho seguito il restauro, però il restauro l'ha pagato lo Stato, il Ministero per i Beni Culturali. E dopo di allora, naturalmente, è stato un visibilio di richieste, troppe secondo me. Perché le stampe comunque si deteriorano, no? Con la luce. Sì, la ringrazio moltissimo di averci dato la possibilità di riflettere, assorbire questa immagine così famosa anche nei dettagli. E allora io mi accorgo che mentre ovviamente conoscevo quest'onda, però non avevo riflettuto sugli altri simboli di questa immagine, perché c'è l'onda e poi c'è la barca dove... Ce ne sono 3 di barche. 3, sì, c'è la onda, c'è la barca e c'è il monte. Cioè questi E il mare. questi 3 simboli così potenti, cioè l'onda e poi la barca e poi il monte nello sfondo che invece è fermo, cioè c'è l'onda che è così anche pericolosa e invece nello sfondo c'è il Monte Fuji che è imperturbabile, è fermo, è sicuro e l'uomo nella barca, cioè non c'è un uomo, credo, non si vede. Ci sono un uomo. file di rematori. Ecco. Ci sono 2 file di rematori.
in ogni barca. Mi piaceva sentire se lei dà un qualche significato particolare al rapporto tra questi tre elementi, l'acqua, Ne ho parlato veramente, comunque glielo ripeto volentieri. e il mondo. Grazie. Lo ripeto volentieri, anzi, guardi, Un attimo. si tratta di una allegoria, è un paesaggio allegorico metaforico che effigia Tenjinchi, il cielo, l'uomo e la terra, vale a dire il contesto nel quale la vita umana si sviluppa, si dibatte e si dipana laboriosa, precaria e transeunte tra terra e cielo. Questo è il significato fondamentale e primario. Ecco. Prego. Mi chiedevo se l'immagine che è a sinistra di quell'onda conica che vuole essere una premessa a quello che è poi il protagonista in fondo? Ma questa è una lettura che io non approvo personalmente, se no ne avrei parlato. Ma no, anche perché c'è una bella differenza fra l'immagine imperturbabile statica del Fuji, che è un elemento per quanto sia un vulcano, è anche pericoloso perché è dormiente soltanto, non è inattivo. E il Fuji, secondo i giapponesi, è il vulcano che ha dato origine all'arcipelago, quindi è l'immagine della stabilità dell'arcipelago, è l'immagine della sua durata. Ecco. Invece l'onda, quella che lei diceva, è semplicemente una delle cuspidi in cui si frange il flutto. L'ho spiegato anche questo. Questi flutti, i frangenti a flutto, si frangono proprio per la loro caratteristica idrodinamica, perché sotto c'è un fondale che si approfonda improvvisamente. Quindi, e poi secondo me è poco, c'è poca somiglianza perché l'onda è comunque liquida, no? Mentre il monte è terra solida. Quindi personalmente non trovo questa ricorrenza. Ecco. In questa rappresentazione pensi che ci possa essere anche una sorta di ulteriore angoscia legata alla possibile invasione esterna, visto che è un momento nel quale, come tu hai detto, nonostante fossero state emanate leggi che impedivano gli approdi, eccetera, c'era un continuo incrociarsi di baleniere o meno, in realtà fra l'altro poi ti dirò che si trattava anche di sbarchi veramente molto molesti, perché soprattutto gli americani scendevano a terra, siccome erano venuti a cacciare le balene nel Pacifico, perché nell'Atlantico le avevano esaurite, e in quel momento stavano sviluppando la loro industria meccanica, avevano bisogno dell'olio di balena. Ma l'olio di balena si deve immediatamente sciogliere e portare via nei barili, non si può portare via il grasso. Allora, scusa se ti ho interrotto, ma gli americani in particolare erano assolutamente molesti, fastidiosi e pretenziosi, quindi scendevano senza permesso, tagliavano porzioni notevoli di foresta, facevano i falò per cuocere il grasso, lo scioglievano e dopo aver caricato cibo e acqua se ne andavano. Quindi hai capito, in qualche come stanno modo, le cose. In qualche modo preannuncia questa angoscia, indica un clima che si stava sempre più rafforzando, che sono poi le guerre dell'oppio nei confronti della Cina, per poi arrivare al famoso Commodoro Perry, perché a quel punto
agli Stati Uniti servivano delle basi carboniere, quindi interpreta una sensazione di angoscia e di timore. Sì, certamente, Esatto, io l'ho sì, accennato, ma non potevo no, fare infatti, tutta la storia. no, certo che non lo potevi fare, ma è interessante questa sensibilità che lui Qualcuno riesce a là esprimere. vuole fare Chiedo un'altra scusa. domanda? Sì, ma dopo, signora, nel 1853, appunto, nel qui stiamo 1800. parlando degli anni 30. Sì, ma io dico semplicemente che sì, vabbè, brava, grazie, volevo sapere la Sì, differenza, grazie. grazie. E poi scusi, questo editto di respingimento dei vascelli stranieri fu ritirato nel 1842. Ecco, e quindi solo successivamente gli americani, che gli prodeva la voglia di dover aprire il Giappone perché si immaginavano chissà quali ricchezze, eccetera. Ebbene, il Commodoro Perry nel 1853 si pose nella baia di Uraga, non lontana dall'attuale Tokyo, puntò i cannoni e mandò a terra e mandò un messaggio allo shogunato dicendogli: se l'anno prossimo, entro un anno, voi non addiverrete a un trattato di collaborazione, di amicizia, eccetera, noi, vedete sti cannoni, vi spariamo. Ecco, questo nel 1854. Certo, sì. Sì, Bene. ho cercato di dire anche questo. Sì, ma lo hai detto, in lo hai detto. forma, diciamo così. Tutti concordino. Sì. Bene, io ringrazio Donatella Failla, la ringrazio moltissimo e vi dico che giovedì prossimo, sempre alle ore 17, Marco Caselli dell'Università Cattolica di Milano parlerà di Noi e l'Africa, potenzialità, malintesi, giovedì. Ribadisco, giovedì prossimo, giovedì 23. Il tema è Noi e l'Africa, potenzialità, malintesi e aspetti perversi della cooperazione internazionale. Grazie a tutti e grazie ancora a Donatella Failla.